Come accade sempre nelle situazioni di emergenza, i veneti si dimostrano campioni di solidarietà con tante iniziative, vuoi per aiutare la sanità, vuoi per sostenere le famiglie più disagiate. A Gagliarine domani verrà aperto il conto corrente nel quale i cittadini potranno donare per raggiungere un obiettivo che il sindaco Zanchetta ha definito ambizioso: raccogliere 66.000 euro necessari per l'acquisto di una postazione completa di terapia intensiva. Giovedì scorso, proprio durante la nostra diretta, il primo cittadino aveva annunciato l'iniziativa e in pochi giorni la risposta è stata significativa. Senza il conto siamo arrivati a 5.811 euro. 11 euro donati da un piccolo cittadino di Gagliarine che ha consegnato i suoi risparmi ad una consigliera comunale allegando un biglietto nel quale spiega il calcolo che lo ha portato a questa cifra. Gli ha detto alla consigliera 66.000 euro è il costo del posto in terapia intensiva, diviso 6.100 che siamo gli abitanti, sono 11 euro. Ha rotto il salvadanario, aveva 8 euro e ha chiesto al papà se gli prestava i 3 euro mancanti. E proprio a Gagliarine questa mattina una cittadina ha voluto celebrare la Domenica delle Palme addobbando la piazza del paese. A Castelfranco invece il comune ha deciso di aprire un conto corrente per sostenere le famiglie che a causa del coronavirus si sono trovate in difficoltà economiche. Conto corrente per raccogliere eventuali donazioni che arrivassero da cittadini che vogliono appunto fare qualche donazione. Le donazioni in denaro che andranno in quel conto corrente lì andranno sempre a supporto dei bisogni alimentari di queste famiglie che sono andate in difficoltà. Invito coloro che vogliano dare un contributo a farlo, potranno godere anche delle defiscalizzazioni di legge, quindi è un supporto all'emergenza che sarebbe gradito. Ma la solidarietà dei cittadini passa anche attraverso altri tipi di donazione. Le raccogliamo e le destiniamo prioritariamente alle volontà di chi fa la donazione in linea di massima. C'è chi ha portato dell'acqua all'ospedale per gli operatori per dissetarli, chi dona mascherine, chi dona prodotti alimentari lo stesso da distribuire ai volontari, macchinette del caffè. Ci sono delle signore pensionate che si sono messe a fabbricare mascherine nel momento in cui l'emergenza era alta, ancorché sia ancora insomma da lavorarci sul recupero delle mascherine, ma signore che producevano 300-400 mascherine al giorno da destinare magari alle imprese piuttosto che chi ne facesse richiesta.